destination unknown, known, 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 known. It all went wrong the day our father, the Duke of Griffin, died. Irina was sold to a cruel lord, Sandor, forced into exile, and Kirill lost his soul. Father's death was not an accident. Anastasia, our beloved sister, stabbed him in the heart. I am the Duke now. And I am alone. The shadow of death is upon us, cursing our entire family. Pitting brother against sister. But our struggle is just a single drop in a chalice of tears and blood. An ancient storm is rising. Ciao a tutti Piaderoli, ed eccoci qua con il primo duello online contro un altro giocatore di questa serie. Andiamo subito a trovarlo, così non perdiamo tempo, e utilizzerò il mio mazzo Poison Deck, che è quello che mi piace molto, cioè un mazzo basato sul veleno. Allora, intanto cerchiamo un avversario. Speriamo che venga fuori una bella partita, ricordo che la caricherò sia in caso vinco sia in caso perdo. Allora, non è male sta mano, sperando che non mi vengano su molti incantesimi, posso tenere abbastanza il controllo. Ok, teniamo. Allora, chi parte per primo? Lui. Che mazzo c'ho contro? Cazzo, questo è tosto. Questi sono tosti. Infligge un danno per 2 alla creatura nemica bersaglio immobilizzata. Allora, aumentiamo di 1 la forza. Intanto mettiamo dentro il buon signore ed evitiamo che sia il bersaglio di una magia, visto che ce l'avevo lì. Lo utilizzo, tanto era una risorsa che mandava buttata via. Ok, qui cominciamo subito a rompere le balle, ma noi la distruggiamo subito. Dobbiamo tenere il controllo del campo. È basilare. Che adesso in mano c'è molto controllo, molto distruggi creature o protezione contro le magie, e la cosa è molto a mio favore. Basta che ci sbrighiamo però. Ok, questa cos'è? Immunità contrattacco, mossa strategica. Quando questa creatura entra in campo di battaglia puoi trasferire una creatura nemica, ok, in un'altra posizione valida, perfetto. Allora, aumentiamo di 1. Cos'è? Magica, immagino, sì, tiratore magico. Intanto mettiamo creature, aspetto che metta qualcosa di più forte per usare questi qua. E passiamo. Gioco un po' veloce Piaderoli, perché sennò non finisce più un game. Comunque, cioè, è abbastanza intuitivo quello che ho fatto fino adesso. Ho cacciato giù un
paio di creature, adesso mi attacca e si autodistrugge le creature. Buono, fortuna che non l'ho sprecato. E gioca uno 0-1-5. Ok, uno 0-1-5, cos'è? Un ravvicinato. Ah, chiaramente non posso spostarlo. Ipnotizza. Le creature nemiche che si trovano davanti a questa creatura sono immobilizzate. Ancorata, non può muoversi, cambiare padrone, eccetera. Perfetto. Allora, è magico magari, no, normale. Cosa possiamo fare, Pedroli? Mi scoccia sprecare per sta merda, che non toglie neanche niente. Quindi, allora, tiriamo su uno di forza, giochiamo lo spiderino e lo avveleniamo. E poi lo attacchiamo, tanto dopo il turno dopo non può attaccare lui. Quindi direi che è abbastanza morto. Aspetta che salutiamo perché ai Piadaroli bisogna sempre essere cortesi. Se riesco. Vediamo lui cosa gioca adesso. Adesso il prossimo turno con 6 cosa posso fare? Se mi viene su un'altra creatura ne gioco uno in più. Oh, vediamo qua. Cosa ha messo giù? Non le conosco le carte di questa fazione. Immunità al contrattacco. Mossa strategica, quando entra mi sposta. Va bene. Intanto facciamo danni. Tiriamo su. Ma questa voglia di parlare, where you from? Zaccariamo, hit. You. Allora, un 4-2-6 è abbastanza fastidioso, quindi cominciamo a pulirlo dal campo, non lo voglio lì. Allora. Non so che cazzo rispondergli, good. Per ora sto avendo un buon controllo del campo, con le magie molto bastarde. Allora, cosa gioca lui? Un paio di creature. Allora, questo cos'è? Creatura ravvicinata con 3 di contrattacco, immunità contrattacco e ipnotizza. Ed è un tiratore del cazzo, però un tiratore che contro di questo non mi dovrebbe fare niente. Allora, io ho 7 di mano, posso giocare 2 cose carucce. Allora, giochiamo questo per difendermi la linea da lei. Questo che è abbastanza tonico, lo distruggiamo e gli facciamo anche 4 danni. E mi comincio a aumentare la fortuna per usare queste carte qua. Non ho visto usare molti incantesimi. Usare un dissolve magia qua non è che sia un granché, sinceramente. Infatti probabilmente non so se la posso scartare. Se mi viene l'evento che posso scartare una carta per averne un'altra sarebbe l'ideale. Urca, questo è tonico. Cosa che fa? Fa un danno per tutte le creature sulla linea. Bella mossa questa. Guarda la mano dell'avversario, prendi una carta. Spera mi prenda lo scudo magico. Ok, allora, facciamo una bella cosa. Utilizziamo questa e gli mettiamo un segnalino. Allora, metti un contatore paralizzato su 2 creature bersaglio. Una e una 2. E una direi che la posso accoppare subito. Con l'abilità del mio personaggio. Gli tiriamo giù 2 di danno. E questo non lo utilizzo perché sennò avvantaggerei anche lui, visto che comunque sono messo bene. Il prossimo turno gli faccio fuori anche quella lì. Tanto adesso mi può fare malapena un danno. Bello controllo questo deck che ho. La partita si sta mettendo abbastanza bene. Poi magari non lo conosco, quel mazzo che c'ho contro potrebbe ribaltare la partita da un momento all'altro. Ok, me lo sposta. E mi fa 2 danni. Bene, adesso io non ho più carte. Allora, questo è un tiratore e un tiratore magico. Mettiamo il ragno qua. Che praticamente questo ragnetto qui è molto carino. Scudo magico vuol dire che non può subire alcun danno
nessun danno magico, scusatemi, né da incantesimi, a meno che non siano globali, né da creature. Io adesso, allora, facciamo una bella cosa, per non sprecare, tiriamo via soprattutto questo incantesimo, che cosa fa? Gli incantesimi di fuoco e terra infliggono metà danno. Vabbè. Poi, anche se non serviva a niente, ma piuttosto che tenerlo lì, distruggiamo la creatura. E poi, non posso fare più nient'altro. Fine del turno. Adesso lui, anche se mi attacca il mio ragnetto, non mi fa niente. Ah, è il bello di sto ragnetto che mi costa uno in meno mi costa uno in meno la magia. Ok. Questo lo sposto per difendermi. Piazzo il signor piccione qua. Questo è molto fastidioso. No, neanche tanto. È un ravvicinato, mi fa un danno. E mi piazzo il vampiro qua. Ok. Poi, visto che lui fa danno, rompi i coglioni con il danno e il vampiro... No, non so se metterlo sul vampiro o su questo. Lo mettiamo sul vampiro quasi quasi. Ah, abbandonato. Vittoria. Perché si vede che non ha più carte creature in mano. È stata una partita abbastanza veloce. Io avevo anche il boost dell'oro e degli XP. Beh, questo è stato un esempio di partita, Piederoli. Abbastanza lampo. Avete visto il mio deck è basato abbastanza sul controllo del campo, per cui questo è proprio come dovrebbe funzionare. Ho magie che arrivano a massimo 4 di costo di magia, che è questo qua, e creature che arrivano a massimo costo 4, in modo tale che dopo posso subito usufruire del potere del mio eroe, quello di distruggere una creatura con un segnalino. Il che è molto figo, avete visto, ho messo due segnalini paralizzati, un segnalino paralizzato su due creature, oltre che indebolirle, me le sono poi comodamente distrutte con il mio eroe, e intanto potevo castare le magie. Così mi sembra abbastanza buildato bene, anche se mi mancano alcune carte. Niente, ditemi cosa ne pensate, datemi consigli e ditemi anche, visto che nel video scorso non ho visto molti pareri su questo progetto, ditemi pure cosa ve ne pare. A riferimento allo scorso video ho detto una cazzata, e l'inferno non è la roccaforte, la fazione d'inizio del mazzo, quella che anche la roccaforte ha un modo di giocare molto agro, per quello che l'ho confuso. L'inferno e la roccaforte hanno un modo di giocare molto agro, appunto, con creature che costano poco, fanno molto danno, però sono abbastanza deboli. E voi non potete iniziare con l'inferno, con la roccaforte, chiedo scusa per la cazzata che ho detto. Per cui niente, dai, ci vediamo alla prossima, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, e se non avete capito qualcosa, chiaramente chiedetemelo nei commenti, che io cercherò via commento o nel prossimo video di chiarirla. Per cui per adesso vi saluto. Ciao a tutti, Piederoli!